Stanno entrando in campo le due formazioni, iniziamo. Praticamente mancano soltanto due partite, quella che ora è appena iniziata con il possesso di palla della formazione di casa. Il risultato è ancora bloccato sullo 0-0, cerca di rimanere in attacco Wolex e il pallone praticamente passa vicinissimo alla linea di porta a mettere la palla in mezzo per Wolex. Il tiro, la risposta da parte del portiere della Meta Catania è ancora una volta la grande visione di gioco da parte del portiere della Meta Catania, Pedro Enrique Siguera. Parte il destro ed era un pallone indirizzato sul secondo palo. Prova nuovamente la Meta Catania, attenzione Podda, il tiro, il sinistro, palla che sfiora il palo alla destra di Fiora, nuovamente in velocità l'azione della formazione di Wanra, che saranno i primi due giocatori che rientreranno nella circolazione. Intanto c'è il sinistro, pericoloso, Gaetano Musumeci e Giappa quindi nelle rotazioni può ancora un po' più respirare. Attenzione, questo tiro cross sul quale non è riuscito ad intervenire sotto porta Mario Musumeci. Wolex, su di lui c'è Boccao. Attenzione, Wolex, parte il tiro a rete e il vantaggio della Kame, combinazione splendida Wolex Sacon, e quindi a 9 minuti e 12 dall'intervallo la partita si sblocca. Intanto Giappa, parte nuovamente Wolex, il colpo di tacco e la palla in rete. Cosa abbiamo visto? Che colpo di tacco di Wolex e il pallonetto da parte di Sutton, il cucchiaio vincente da parte di Sutton. Rivediamo il colpo di tacco di sinistro, arriva in corsa Sutton, Perazzetta perde il pallone, attenzione alla verticalizzazione e la grande parata di Fiora su Turmena, lo sgancia per Turmena, dall'altra parte cerca l'attacco Musumeci, mantiene il pallone in campo Musumeci. Le indicazioni di Roche su questo ultimo tiro, parte il tiro ed è finita qui. Primo tempo con gli applausi del pubblico di casa per quello che è stato dimostrato dalla propria formazione. 2-0, riparte il match, la situazione in campo che ora vede Giappa per il tiro di Sacon, palla che finisce sul fondo, ancora Wolex, Boccao che questa volta cerca quasi di sorprendere, e intanto la rete di Podda da riaprire il risultato, la partita in contropiede a 16:48, l'ottima azione da parte della Meta Catania. Ora rimessa in gioco il pallone clamorosamente che si alza sopra la traversa, toccato da Pulvirenti. È incredibile perché è andata molto vicino ancora con Pulvirenti al gol del pareggio. Questa volta la palla finisce sul palo. Rivediamo l'azione che è riuscita con Podda ad accorciare le distanze dopo il 2-0 del primo tempo della formazione Akame, che va a segnare il 3-1 a 12:59 con Gaetano Musumeci, che è stato pronto ad trovare il tappino vincente sul secondo palo sul servizio del compagno di squadra. Riparte subito la squadra ospite, capisce tutto Sutton, attenzione Sutton parte il tiro con il piede, la risposta Wolex tra le mani del portiere della Meta Catania. Quella situazione Boccao, palla ancora per Boccao, parte il tiro a rete, la rete da parte di Boccao a 10:05. Boccao trafigge in uscita il portiere Fior, partita che li vede ancora sotto di un gol, ma è incredibile come Boccao sostanzialmente abbia tolto dalla porta
della Kame, ha fatto quasi da difensore. Intanto ancora l'azione in velocità, stavolta sulla sinistra, Wolex per Saccone, Wolex, parte il tiro, la risposta del portiere che ha tolto letteralmente il pallone dalla propria porta, esulta con il pugnetto, giustamente. Nessun problema questa volta per l'estremo difensore della Meta Catania. Attenzione, il tiro di Podda che questa volta, possiamo dirlo, si è mangiato un gol. Fasi finali di questa gara con Musumeci che prova a dare l'ultimo assalto, poi attenzione, la palla che stava per sfuggire a Fior, questa volta può tirare Fior ed è finita qui, la Kame batte i campioni d'Italia per 3-2 al Palacicogna. Finisce con il successo della Kame Treviso.